Abbiamo sentito un botto e poi ci siamo affacciati dalla casa qua vicino e anche altri vicini si sono poi affacciati e sono arrivati in piazza. Residenti svegliati di soprassalto nel cuore della notte da un forte boato e scesi in strada per capire cosa fosse successo e quanto accaduto intorno alle 4 nella centralissima Piazza Italia a Cordignano. Banditi in azione, nel mirino il bancomat della Banca Popolare di Verona. Forse utilizzando una particolare miscela, la banda ha fatto esplodere la cassa continua, pochi secondi necessari però ad agguantare il denaro. Abbiamo visto una macchina nera parcheggiata di fronte alla banca, una macchina nera, probabilmente un BMW basso. Abbiamo visto delle persone tutte coperte, vestite di nero, probabilmente anche con passamontagna, di fronte alla banca che si muovevano, anche uno forse con un estintore che ha fatto un po' di fumo e altre due persone che caricavano qualcosa in macchina. Una scena da film di fronte agli occhi increduli e spaventati dei cittadini. I banditi sono poi fuggiti a tutta velocità con i fari spenti. Ingente la somma che sarebbero riusciti a portare via ammonterebbe ad alcune decine di migliaia di euro. Immediato l'intervento dei carabinieri che stanno conducendo le indagini e che dovranno anche chiarire se la banda sia la stessa che qualche ora più tardi a Caneva ha tentato di far saltare il postamat senza però riuscirci.